Petrarca Padova per la promozione in Serie A, Città di Sesto per il terzo posto e il playoff. Amici di Directa Sport, benvenuti al Paladante di Sesto, 21esima giornata del campionato di Serie A2 di futsal. In palio punti pesanti in questo penultimo turno del girone A, dove il Città di Sesto cerca l'impresa contro la capolista Italian Coffee Petrarca Padova, che oggi invece vuole coronare il sogno di tornare 16 anni dopo in Serie A e centrare un triplo salto, visto che nel 2016-2017 la formazione padovana era in C1, vinceva il campionato di C1, l'anno scorso ha vinto quello di Serie B e oggi punta a vincere il campionato di Serie A2 e tornare in Serie A. Molto dipenderà da questa partita, in caso di vittoria sarà matematica la promozione. Sesto invece vuole approfittare della sconfitta dell'L84 ieri a Milano per 11-6 e riportarsi così al terzo posto, che vorrebbe dire playoff con una sola giornata da giocare. Terremo d'occhio anche gli altri due campi con le partite che si giocheranno in contemporanea, dove c'è il Merano con l'Asti che punta a sorpassare eventualmente il Sesto e l'L84 in corsa ai playoff. Dall'altra parte c'è il Mantova, secondo posto con il Villorba, e in caso di sconfitta del Mantova sarebbe matematica la promozione del Padova, a prescindere dal risultato che ci sarà in questo campo. Andiamo già a vedere i quintetti scelti da Mario Mura e Luca Giampaolo. Partiamo dalla formazione di casa, che rivede Fabrizio Zanatta in porta, Rufino Osian dall'Under e a Square. Dall'altra parte c'è ovviamente Dudu Costa, il capocannoniere del Padova, insieme a Jorge Alba, autore di una doppietta all'andata. Cividini, vedere il quintetto, ma tutto pronto per il calcio d'inizio qui al Paladante. Gli arbitri Daniele Intoppa di Roma 2, Luca Roscelli di Orvieto, al cronometro Leonardo Spano di Olbia. E inizia Petrarca Padova con il primo possesso contro il Città di Sesto. Subito torna dal portiere, che vuole andare in pensieri addirittura Zanatta. Pallone alto, allora Zanatta può rimettere i piedi, la palla nei piedi del suo compagno a Square, intercettata poi dalla difesa del Petrarca, che si affida ancora qui al rilancio, ma c'è Rufino che fa buona guardia, poi dall'Onder qui protegge l'indietro ancora per il suo numero 11 a Square. Dall'Onder Osian, quasi raddoppiato alla fine, trova lo spiraglio, anche se il pallone esce fuori. Con la rimessa laterale che verrà battuta da Del Pizzo, però qui battuta in questo momento con il Padova, che può bastire di fatto la prima vera azione offensiva, visto che precedentemente c'era stato per 2 volte il rilancio di Tim, il portiere del Padova. Ora fa girare il pallone con Dudu Costa per Cividini, scambio tra i due, poi si torna da Del Pizzo, possibilità di 1 contro 1 con Dall'Onder, preferisce andare da Cividini, ma c'è Rufina che fa buona guardia sul pivot brasiliano. Altra parte Alba rimette per Tim il rilancio lungo, a cercare ancora il suo pivot. Qui Rufine prova ad isolarlo, riesce a trovare lo spazio indietro per Alba, poi Costa ancora per Alba contro Zian, prova a contenerlo lo sloveno, ancora Alba, arriva il raddoppio di Asquer, pallone recuperato, Zian murato da Costa. Partita abbastanza bloccata in questi primi minuti, con adesso Rufina che prova a innescare il tiro al volo di Asquer, fa buona guardia però in questo caso la difesa del Padova, con Alba che impedisce che il pallone arrivi
nella disponibilità del tiratore del Città di Sesto, rimessa però dalla parte opposta con Ruffine che eccolo qua, va ancora ad innescare a square dall'under per un attimo, non riesce a controllare, poi immediato il raddoppio, però ancora Cividini che riesce ad andarsene, poi con il destro, palla sull'esterno. Zanatta con le mani per dall'under, controlla e serve Osian, possibilità di un 1 contro 1 in una zona centrale, perde però il pallone, attenzione all'intervento però di Ruffine che salva tutto su Cividini. Il pallone ancora per il Padova con Alba, il tiro con il destro, la parata di Zanatta, primo calcio d'angolo nella partita, con Marcus Del Pizzo che chiama lo schema. Pallone per Alba, ancora chiuso però lo spagnolo. Qui il tiro sarà nuovamente calcio d'angolo, stavolta il pallone lungo per Cividini, riesce in qualche modo, tiro al volo, Zanatta non rinvia subito, poi alla fine c'è la possibilità per un 1 contro 1 di Osian, arriva a square a supporto e poi alla fine Ruffine, pallone alto, prova a rispondere il Città di Sesto, già il secondo tiro dalla distanza pericoloso, team rinvio, il controllo di Cividini, poi il contrasto duro ma corretto, ancora Cividini si assicura che però con una square sia tutto ok, resta un po' dolorante il centrale del Città di Sesto, attenzione a Cividini che qui si crea lo spazio per il tiro, la tiene lì Zanatta e poi va da Osian, Ruffine, Osian scambia ancora, poi dall'under lavora, palla alla porta, avanza piano piano, prende spazio, poi si gira, tiro con il destro, viene murato, non una palla inattiva adesso da sfruttare per il Città di Sesto, affidata ovviamente a Ruffine, si incarica di battere questo calcio d'angolo in mezzo a cercare dall'under, palla troppo arretrata per il movimento del suo pivot. Allora rimessa laterale dalla parte opposta, prova ad uscire qui, parte ma finisce a terra, alla fine inevitabile il fischio per il fallo subito da Del Pizzo, primo fallo della partita fischiato contro il Città di Sesto, un bello scambio al limite dell'area per poi liberare Del Pizzo, qui spinto, si lamenta con l'arbitro, forse per la mancanza di un cartellino, di fatto che alla fine si riprende senza nessun provvedimento disciplinare se non la punizione in favore del Petrarca Padova, capolista. Una punizione battuta in questo momento con il Padova che può fare il suo giro palla, ma ancora una volta è costretto a tornare dal suo portiere a pressione dall'under su Del Pizzo. Arriva anche Osian, alla fine Dudu Costa murato da a square, pressione alta del Città di Sesto per mettere subito in difficoltà il Padova. Eccolo qui Tim con i piedi a cercare Luca Mazzon, pallone troppo lungo però per il numero 10. Zanatta con le mani dall'under di testa riesce solamente a spizzarla, ancora Tim che se la porta dentro l'area, poi con le mani stavolta cerca di essere più preciso, nulla da fare, un brutto contrasto, resta a terra Del Pizzo, l'arbitro non fischia, si prosegue con la rimessa, ma si è fatto male qui il centrale italo-brasiliano. Sembrano ok le condizioni di Del Pizzo. Si può riprendere a giocare, anche se per sicurezza Del Pizzo
lascia posto al momento al suo capitano Dudu Costa. Mazzon, la pressione di Ruffine su Costa, poi si torna da Tim. Costa a cercare Mazzon, pallone impreciso questa volta, e adesso il Città di Sesto può andare con questa rimessa laterale. Ruffine per Dall'Onder, controlla, si gira, sinistro di poco fuori, calcio d'angolo adesso per il Città di Sesto. Piano piano avanza, prende campo, prova a rendersi pericoloso, palla per Dall'Onder su questo calcio d'angolo. Fine però costretto ad arretrare il Città di Sesto. Ruffine qui con un bel numero, il capitano del Sesto prova ad avanzare contro Mazzon, alla fine riesce il numero 10 a intercettarla. Poi ultimo tocco di Osian, rimessa laterale dalla parte opposta dove va Brissio Urio. Tim prende campo, poi bello scambio tra Cividini e Costa, se ne va con un bel dribbling e poi alla fine Zanatta con il piede a dire di no al capocannoniere del Petrarca Padova. Prima vera occasione per sbloccare la partita con Dudu Costa, reattivo però Zanatta, tornato in campo dopo l'operazione al ginocchio. Lo scambio qui per Urio, il tiro sul secondo palo, ancora Zanatta con i piedi, poi alla fine il pallone allontanato, ancora pericoloso il Petrarca Padova. Pallone stavolta non è controllabile da Cividini. Zanatta che chiama lo schema mentre arriva il primo cambio, fuori dall'Onder per il Città di Sesto, dentro Ganzetti. C'è spazio anche per Luca Ruggio al posto di Asquer, eccolo qui proprio Ruggio che va proprio da Ganzetti, penetrato, che occasione per Ganzetti. Il team si è opposto molto bene, proprio i due nuovi entrati, Ruggio e Ganzetti, per la vera prima chance del Città di Sesto. Qui dall'altra parte intanto il Petrarca Padova. Dudu Costa prova a cercare uno spiraglio che non c'è. Urio allora va dalla parte opposta, possibilità per l'uno contro uno, però c'è il raddoppio di Ruggio e Osian su Alba, alla fine il tiro che termina fuori. Si può ripartire con la rimessa dal fondo, già battuta. Osian servito da Ruffine, può andare in uno contro uno lo sloveno qui con il sinistro, il pallone sul secondo palo dove c'è Ganzetti, incredibile, poi si lotta su quel pallone, che chance clamorosa per Andrea Ganzetti su questa conclusione di Osian. Terminata a terra, non c'è nulla se non il rammarico da parte del Città di Sesto per aver sfumato una chance clamorosa con Ganzetti in gol, tra l'altro nella partita d'andata, una partita d'andata rocambolesca terminata 3-3 con il pareggio del Città di Sesto a 5 secondi dalla fine. Intanto Zanatta chiama il pallone su questo lancio lungo con le mani, e suo poi Ruffine. Ganzetti, il pallone per Ruggio, Ruffine con il sinistro per Ganzetti, anticipato Zanatta per Osian, Ruggio, Ruffine, Osian se ne va. Dudu Costa, possibilità di una chance in superiorità numerica, ancora Osian qui prova a passare, poi Ruffine, c'è il tocco di mano di Costa, arriva il fischio, primo fallo anche del Padova e punizione per il Città di Sesto, che manda in campo uno dei suoi migliori tiratori, vale a dire Gigi Asquer, che prende proprio il posto di Ruffine. Il pallone, il mancino di Luca Ruggio, mancino anche Asquer.
sembra intenzionato ad andare il numero 17 direttamente in porta, palla alta sopra la traversa, parte di Luca Ruggio. Adesso il Padova che va da Del Pizzo, poi Costa a cercare Cividini, se ne va e conclusione alta dell'italo brasiliano. Grande chance questa per Cividini. Zanatta, Osian sbaglia il passaggio, in questo caso per Ganzetti in parallelo, mentre Cividini lascia il posto a Masson, ma c'è la pressione alta del Città di Sesto con il Padova che ricorre ancora una volta al rilancio di team. Osian, Ruggio, Osian, attenzione alla pressione di Mazon, alla fine riesce in qualche modo a scaricare su Asquer il pallone che termina in rimessa laterale per il Città di Sesto. Sul cronometro se ne sono andati poco meno di 7 minuti. Sbaglia in questo caso Asquer con il Padova allora dall'altra parte. Possibilità per Mazon, ma Osian gli toglie il pallone, poi il rimpallo che favorisce l'uscita dell'ex portiere del Caos. Zanatta chiama ancora il pallone con le mani, poi con i piedi va da Ganzetti. Ruggio per Osian, Asquer rischia qualcosina, prova l'imbucata su Ganzetti, il pallone che non passa, rimessa laterale affidata ancora a Osian, in campo nuovamente Dall'Onder, scambia Osian con Ruggio, ancora Osian che va dalla parte opposta per Asquer, il pallone per Dall'Onder che controlla, poi Asquer, Ruggio, controllo non perfetto, pallone che termina in rimessa laterale che Mazon nel frattempo ha già battuto. Arteiro, ancora Del Pizzo, pallone il professore, così viene soprannominato il centrale del Padova, mentre qui c'è il fallo di Osian, secondo fallo della partita fischiato contro il Città di Sesto ai danni di Felipe Arteiro. Posizione molto interessante per il Padova, anche se la posizione defilata ma buona per preparare uno schema. Parte della formazione allenata da Luca Giampaolo. Urio direttamente in porta, c'è la deviazione di Asquer, sembrato lasciar scorrere il pallone, mentre dagli altri campi arrivano buone notizie per il Sesto, il 2-0 del Merano sull'Asti, mentre qui Zanatta smanaccia. Brutte notizie invece per il Padova, visto che il Padova sta vincendo 3-0. Per guadagnarsi la promozione deve per forza vincere quest'oggi. Davanti c'è per un Città di Sesto affamato di punti playoff dopo aver perso settimana scorsa il terzo posto nello scontro diretto contro l'L84. E reduce invece dal pareggio per 3-3 proprio contro la seconda in classifica Mantova nel precedente turno, risalente a 2 settimane fa. Intanto il pallone messo in mezzo, Ruffine allontana ogni pericolo, spinge il Padova. Calcio d'angolo per liberare il destro di Urio, pallone poi nuovamente allontanato in tribuna da Asquer. Soffre adesso il Sesto che deve difendersi da questa pressione offensiva del Padova. Urio, il pallone in parallela, non arriva Del Pizzo. Zanatta per Asquer, il pallone per Dall'Onder che prende posizione come sempre vede il raddoppio arrivare, si torna da Asquer, Ruffine, qui palla per Asquer leggermente lunga.
team per Alba, la pressione di Dall'Onder, ancora Alba contro Soro, Del Pizzo con il sinistro, eccolo qui nuovamente Alba, prova ad andarsene con serie di finte su Soro, poi alla fine il pallone per Cividini che prova a liberare il suo sinistro, Ruffine lo mura in rimessa laterale. Pallone per Del Pizzo, intercettato poi Soro per Asquer, Ruffine, il pallone per Soro, stop orientato, poi il passaggio per Dall'Onder leggermente lungo, Dall'Onder si aspettava il passaggio sui piedi, non preciso in questo caso Stefano Soro. Costa per Alba, Del Pizzo ancora per lo spagnolo, scambia con Del Pizzo, poi Dudu Costa finta un dribbling per andare, poi torna ancora indietro per Alba, Del Pizzo gira palla il Padova nella propria metà campo in attesa di trovare lo spiraglio giusto per verticalizzare. Eccola qui la verticalizzazione per Cividini che lotta per controllare questo pallone, ultimo tocco di Ruffine, rimessa laterale ancora per il Padova. Non se ne sono andati, se n'è andato ormai quasi metà del primo tempo, risultato che non vuole sbloccarsi dallo 0-0. Alba 1 contro 1 con Soro, doppi passi, il passaggio poi per Cividini, il pallone che viene deviato secondo gli arbitri da un giocatore del Città di Sesto, il pallone già battuto con Alba per Cividini che poi la lascia lì per Costa, il tiro che viene mandato alto dalla deviazione di Asquer, calcio d'angolo per il Padova. Però è dalla parte opposta, aspetta, dove si era sistemata la difesa del Città di Sesto, ha battuto alla destra del Padova, intanto trova qui Dudu Costa, tiro debole e centrale, facile per Zanata che ha già rimesso il pallone in gioco su Dall'Onder. Costa per Alba, serie di finte poi Del Pizzo, eccolo qui che va a servire lo spagnolo, ancora Alba contro Soro, larga per Cividini, può andare con il sinistro, invece poi va sul destro, deviazione e gol. Il Padova si porta avanti con Giancarlos Cividini, è stata forse la deviazione ultima, è stata di Costa, infatti è lui che va a esultare. Gol quindi è di Dudu Costa, 1-0. Dovrebbe essere stata sua la deviazione vincente. Padova in questo momento è in Serie A. Osian, Asquer, Osian deve reagire, il Città di Sesto abbastanza sfortunato in occasione del gol del Padova, è rimasto a terra Del Pizzo. Lascia ora il campo a Fabrisurio a sistemarsi. Mentre il Sesto può rimettere il pallone in gioco con Ruffine che scambia con Osian. Ruffine con il sinistro va dall'altra parte per Dall'Onder che prova a prendere e avanzare con il corpo. Ruffine, eccola qui la palla per Dall'Onder, la controlla con il sinistro, poi va sul destro, deviazione, rimessa laterale, prossimità del calcio d'angolo con Dall'Onder. Osian, eventualmente anche il tiro al volo di Asquer, pronto a sfruttare questa palla inattiva, mentre un'altra interruzione per permettere al portiere
il Padova di allacciarsi le scarpe. Eccolo qui la palla di Ruffine per Asquer che la mette per terra, poi con il destro fuori. Fatto tutto molto bene qui Gigi Asquer, finta di tiro al volo con il sinistro, se la mette invece sul destro. Conclusione però non trova lo specchio della porta. Poi il colpo di testa qui cercato da Cividini che non impensierisce più di tanto Zanatta. Asquer verticalizza per Dall'Onder, il pallone per Osian, anticipato qui lo sloveno. Ruffine, Osian, andare all'1 contro 1 con Alba, il pallone poi che non può passare tra i 3 giocatori del Petrarca Padova. Alba, Ruffine in pressione sullo spagnolo, Costa costretto ad andare dall'altra parte dove c'è Urio, allora poi si va nuovamente da Tim, una risorsa cercata spesso in fase di pressione, alla fine contrasto tra Osian e Costa con il pallone che termina fuori. Ultimo tocco secondo gli arbitri è stato di Osian. Si riparte dunque con il pallone per il Padova. Rimessa laterale che batte Del Pizzo per Alba, murato da Ruffine. Del Pizzo, quello qui ancora a scambiare con il compagno, poi alla fine costretto in qualche modo ad arretrare il Padova. Adesso riesce a trovare con Urio una fonte di gioco importante. Del Pizzo qui va a disturbare Arteiro, la recupera però il Città di Sesto con Osian che se la allunga troppo. La fine Del Pizzo per Alba. Arteiro chiama palla con il tacco di prima intenzione, Ruggio la intercetta, Osian ha possibilità di andare in dribbling, viene però prontamente raddoppiata dalla difesa del Padova, si porta il pallone fuori. Sloveno capocannoniere del Città di Sesto con 23 gol. Un exploit quasi inatteso quello del numero 10 in questa stagione di A2, però è uno dei punti di riferimento del Sesto, mentre il Padova prova ad attaccare con Arteiro. Segue molto bene Ganzetti. Alla fine Arteiro non controlla, pallone fuori con Zanatta e può andare al rinvio. Ruffine, il pallone per Ganzetti, il controllo con il petto, poi la palla sul sinistro, prova ad incrociare, palla in rimessa laterale, tentativo di Andrea Ganzetti. Tim riceve da Arteiro sulla rimessa laterale, poi Urio, nuovamente Arteiro, c'è Del Pizzo ma preferisce andare dal numero 9, Ruggiu protegge l'uscita di Zanatta, poi dall'altra parte Ruffine vuole servire, inserimento, il taglio di Luca Ruggiu, pallone che però viene intercettato da Alben, rimessa laterale. Eccolo qui ancora Ruggiu che prova a dettare i tempi, Ruffine per Ganzetti, ancora Ruggiu, può andare con il sinistro da Ruffine, ne ha 2 addosso, Osian in mezzo a 3, prova a tenere possesso del pallone, alla fine è costretto a tornare al centro del campo, scambia ancora con Ruffine. Ruggiu, lungo possesso palla del Città di Sesto in attesa di trovare il varco giusto. Ruffine qui con l'esterno per Ganzetti, il sinistro che viene rimpallato da Del Pizzo, facile la presa di Tim, poi il pallone per Costa che controlla molto bene Zanatta con la mano e poi alla fine il pallone che resta lì e lo controlla, anticipato però Ganzetti. Costa non può arrivare sul passaggio di Arteiro, palla in rimessa laterale. Ruggiu, Ruffine, Ganzetti, Ruggiu, Osian, Ruffine, la palla per ancora cercare Ganzetti che ferisce a terra, tutto regolare. Dudu Costa, pressione per la fine Del Pizzo, trova qui Vitale in campo anche il laterale classe 96.
Conclusione che però va fuori. Donatta, Osian per Ruffine, vuole ancora tornare da Osian. Qui Ruffine, Ruggiu e poi Ganzetti, pivot che retrocede quasi nella propria metà campo, poi Osian a ricevere, spalle alla porta sulla pressione di Mason, difficile da controllare. Ruggiu, Osian, serie di finte per andare sul sinistro, Tim dice no a Osian. Mentre c'è da intervenire sul terreno di gioco prima di poter rimettere in gioco il pallone. Rimessa laterale, già preparato Ruffine. Il pallone per Osian al volo, pallone irraggiungibile dallo sloveno. Time out chiamato da Luca Giampaolo con il suo Padova avanti 1-0 sul Città di Sesto. Piccola pausa per noi. Si può tornare a giocare dopo il time out chiamato da mister Luca Giampaolo per il Petrarca Padova, avanti 1-0 sul Città di Sesto grazie alla rete realizzata da Dudu Costa. Tutto in questo momento per la rimessa laterale per Tim, poi ancora Dudu Costa prova a cercare qui Cividini, palla decisamente lunga per il pivot brasiliano. Osian, Ruffine, Ruggiu, Osian, serie di finte, poi si torna ancora da Ruffine. Ganzetti prova a difendere questo pallone per tornare poi dal suo capitano, continua il giro palla del Città di Sesto. Ora lancio per Ganzetti da parte di Ruffine, rimessa laterale in favore del Padova. Entrando negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo combattuto, è bloccato a tratti, visto che il risultato è solo di 1-0. Qui Ganzetti fa un gran numero per controllare questo pallone, prova a liberare il destro, il tiro centrale, Tim a negare la rete a Ganzetti, poi Osian in pressione su Alba, alla fine molto forte, non c'è fallo, Osian può mettersela sul sinistro, va da Ruffine, la parata con Tim che esulta come se avesse segnato un gol, perché questa parata vale davvero tanto sul sinistro di Ruffine. Incredibile occasione per il Città di Sesto, ma una grandissima parata del portiere italo-brasiliano ex Caos. Ruffine, il pallone per Ruggiu, ha già spazio per il suo sinistro, Luca Ruggiu, il pareggio del Città di Sesto col suo numero 17. Luca Ruggiu, sinistro imprendibile per Tim che aveva detto no poco fa a Ruffine, non può nulla invece su Ruggiu. 1-1 quando mancano 4 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo. Può festeggiare il Paladante per il pareggio del Città di Sesto, con il Padova che deve rifare tutto.
mentre non può controllare questo pallone Cividini. Cerca anche calore e entusiasmo dal proprio pubblico il Città di Sesto, con Osian adesso, Ruffine, il pallone lungo per Asquer con il petto, poi il pallone non resta nelle sue disponibilità alla fine. Palla che termina fuori. Curio, battere per Tim. Il pallone intercettato, attenzione a questa chance per Dall'Onder, sinistro forte ma centrale, può controllare in due tempi Tim, poi si lotta su questo pallone, alla fine l'ultimo tocco di Asquer in scivolata su Cividini, che ora va subito a ricevere da Dudu Costa, ancora Cividini, spalla alla porta. Adesso Alba che ha ricevuto da Del Pizzo, può crearsi lo spazio, c'è Del Pizzo dall'altra parte, il destro, la scivolata di Dall'Onder, anche lui ad esultare su questo intervento. Alla fine proprio sulla scivolata del pivot brasiliano bisogna andare a pulire il parquet del Paladante. Dopo il fischio si potrà riprendere con una rimessa laterale nella metà campo offensiva per il Padova. Sul pallone ovviamente Marcus Del Pizzo, che nel suo curriculum vanta anche 3 partite giocate con la maglia della nazionale italiana nel 2013. 2 reti per lui in questa stagione. Del Pizzo va da Tim, tiene il pallone lì fermo, una sorta di portiere di movimento per il Padova, che perde però immediatamente il pallone. Poi c'è questo intervento di Dudu Costa e il fallo fischiato ancora in favore del Città di Sesto. Torna in parità il conto dei falli, 2-2, così come il punteggio, 1-1. Costa e Ruggio sono iscritti per ora sui marcatori, ma c'è ancora da pulire il parquet. Per permettere poi ai giocatori di riprendere a giocare in questo, ricordiamo, penultima giornata di Serie A2, che può essere già giornata di verdetti, in particolare per il Padova che insegue la promozione in Serie A, il ritorno 16 anni dopo l'ultima volta. Osian, serie di finte, poi alla fine va da Square, Dall'Onder raddoppiato da Alba. Dall'Onder però la prova a tenere lì, alla fine se ne va allo Spagnolo e Dall'Onder va a commettere fallo dopo aver perso il pallone. Costa, pallone già battuto per Del Pizzo, ancora Dudu Costa su alla deviazione vincente nel 1-0 del Padova. Poi va a cercare qui Cividini, prova a trovare spazio col sinistro, spazio che però non c'è per la forte marcatura di Asquer. Si torna allora indietro da Alba, poi Dudu Costa, ancora lo Spagnolo. Del Pizzo, serie di contromovimenti, alla fine va a ricevere incontro qui Cividini sulla pressione di Ruffine, costretto ancora a tornare indietro da Alba. Del Pizzo, anticipato qui Cividini da Ruffine. Osian, possibilità di 1 contro 1, va da Ruffine che poi torna da Osian, il pallone in mezzo, Cividini in scivolata, direi di no al possibile passaggio sul secondo palo. C'è però il calcio d'angolo per il Città di Sesto, proprio da lì ha trovato il gol del vantaggio. Qui Tim, uscita spericolata, Square, Alba a dire di no, poi resta a terra Tim dopo il contrasto con Dall'Onder. Andiamo a vedere se ci sono problemi, ma sembrerebbe poter riprendere, anche se con qualche dolore, il portiere del Petrarca Padova. Già battuta questa rimessa laterale, si torna da Zanatta, per un attimo ha tentato proporre la stessa situazione vista precedentemente con il Padova, con l'uscita di Tim,
anche se in quel caso il Padova ha perso il pallone. Qui Osian, serie di finta, square, Ruffine di prima per Dall'Onder, non può arrivare su quel pallone. Messa battuta Tim, ancora il portiere, ancora un lancio lungo, ancora impreciso però, mentre sugli altri campi l'Asti ha ribaltato lo svantaggio iniziale, adesso guida per 3-2, mentre sta sempre vincendo il Mantova. Dall'Onder, qui il recupero del Città di Sesto sulla tre quarti, a square gira il pallone, Ruffine vuole l'imbucata, la deviazione di Osian in rimessa laterale. Urio, Del Pizzo, Vitale, ancora Urio, cerca nuovamente Tim, stavolta va corto da Del Pizzo. Alba, la pressione di Ruffine, poi Vitale che deve duellare su questo pallone, alla fine riesce a metterlo nella disponibilità di Urio, poi Del Pizzo di prima, il pallone lungo. Non manca 1 minuto e 25 alla fine del primo tempo. Osian, la pressione alta di Vitale, può andarsene qui Osian, si ritrova in mezzo a 3, si allunga il pallone, palla che termina fuori. Dudu Costa, il pallone per Del Pizzo servito da Alba, palla fuori e stavolta il time out lo chiama mister Marumura sul punteggio di 1-1 tra Città di Sesto e Petrarca Padova. Piccola pausa per noi. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Suona la sirena, si può tornare a giocare per quest'ultimo minuto. 9 secondi ancora a disposizione tra Città del Sesto e Padova prima di tornare negli spogliatoi per l'intervallo. 1-1 il punteggio, vantaggio di Costa, pareggio poi di Luca Rucciu. Qui il Sesto con Ruffine che prova a cercare a square, palla lunga, Tim con le mani, c'è il tocco però da dietro di Ruffine per anticipare Cividini. Costa, Urio, ancora il numero 9, poi va da Dudu Costa, trovato qui Del Pizzo, ancora il numero 6 quasi raddoppiato. Per alla fine il pallone per Cividini dall'altra parte, sinistro fuori su un problema per Zanatta che può rimettere con le mani per Dall'Onder, gran controllo e gran difesa poi a square, la tiene lì Tim in 2 tempi. Ultimi 30 secondi, pressione però alta del Città di Sesto che non vuol far respirare il Padova. Si può ripartire con Del Pizzo, dall'altra parte Urio, ancora Del Pizzo, eccolo qui il passaggio per Cividini, ma è fantastico l'anticipo di Ruffine, poi a square se la mette sul destro, non c'è deviazione, si può ripartire con il rinvio di Tim, corto per Dudu Costa, ultimi 10 secondi. Del Pizzo,
alla fine Urio per Cividini. Finisce così il primo tempo, 1-1 tra Città di Sesto e Petrarca Padova, con le reti, li ricordiamo, di Dudu Costa e Luca Ruggio. Pausa per noi in attesa di ritornare con il secondo tempo del big match della 21esima giornata del campionato di Serie A2. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, però poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Directa Sport, bentornati al Paladante di Sesto, tutto pronto per il secondo tempo tra Città di Sesto e Italian Coffee Petrarca Padova, capolista in seguimento della promozione diretta. Il Sesto cerca invece punti importanti per riportarsi al terzo posto in classifica. Il risultato è sull'1-1 al termine dei primi 20 minuti di gioco effettivi, il vantaggio di Costa per gli ospiti. Pareggio di Luca Ruggio mentre è riniziata con il calcio d'inizio battuto dal Città di Sesto, il pallone per Osian, indietro per Ruffine, di prima per Dall'Onder, poi torna indietro nuovamente da Ruffine. Osian dall'altra parte prova il dribbling, c'è Costa che però lo chiude in rimessa laterale. Messa laterale battuta da Osian in questo momento. Ruffine, il pallone lungo per Asquer, stavolta è buono, palla però che termina alta sul sinistro al volo di Asquer.
disturbato anche dall'uscita di Tim, che con le mani va dal suo pivot Cividini, la mette molto bene per terra, poi la difende dalla pressione di Ruffini, arriva il raddoppio di Dall'Onder, tutto regolare. Osian, possibilità di 2 contro 2, Osian contro Alba, serie di finte, vince il rimpallo Osian, poi la palla che resta lì. E alla fine il Città di Sesto che mantiene il possesso del pallone. Osian, che sembra aver iniziato con una marcia in più questo secondo tempo, anche se ora perde il pallone, però va all'inseguimento di Cividini. Ruffini a disturbare il pivot brasiliano, poi dall'altra parte Costa scambia con Del Pizzo, il sinistro dell'ex nazionale italiano, che viene rimpallato mentre Costa chiama lo schema in attesa poi ovviamente di riprendere il gioco. Minuto subito a ritmi alti, parte di entrambe le squadre che ovviamente vogliono vincere questa partita. Si può riprendere a giocare. Costa per Del Pizzo, poi dall'altra parte Alba, ancora Costa, va a scambiare con Del Pizzo, non c'è la possibilità per l'imbucata. Dall'Onder chiude ogni spazio, poi Osian raddoppiato il pallone che passa e Costa anticipa Dall'Onder. Osian, palla già battuta, Dall'Onder con il tacco, Tim direi di no, poi la possibilità in contropiede per Alba, e viene fischiato il fallo a Osian, cartellino giallo per lo sloveno e spende il fallo, spende il cartellino per negare la possibilità al Petrarca di riportarsi avanti. Treurio entra, prende il pallone, pronto a battere questo calcio di punizione. Ovviamente si riprenderà con il fischio dell'arbitro. Sul pallone Treurio, distanza ravvicinata per cercare un tiro in porta che costa Alba. Cividini in campo per sfruttare questa punizione. Zanatta ha sistemato i suoi uomini, va Urio, Zanatta a dire di no. Petrarca che però può restare in zona d'attacco, pallone all'indietro Cividini, il pallone di Urio per Costa non è preciso, può ripartire con la rimessa laterale affidata a Osian. Ruffini di prima per Dall'Onder che deve proteggere questo pallone, torna indietro da Ruffini, poi imbucata centrale per Osian, anche lui ne ha due addosso. Dall'Onder a square, non c'è spazio in manda, si torna da Osian, da ultimo uomo quasi, pensa per un attimo al dribbling, poi il pallone di Ruffini per Dall'Onder intercettato da Tim che resta a terra. Poi lo scarico, ma il Padova può avanzare, poi Dall'Onder allontana il pallone sul volto di Osian, deve buttare fuori il pallone a square. Una brutta botta per Osian, questo tentativo di Dall'Onder per fermare l'avanzata del Padova. Mentre ancora una volta il parquet deve essere pulito qui alla Paladante di Sesto. Tre dagli altri campi, Città di Asti è avanti 4-3, il Mantova è sul 5-1. Quindi Asti che mette sotto pressione il Sesto per quanto riguarda la zona playoff, mentre il Mantova rimanderebbe la promozione del Padova all'ultima giornata.
Ruffine può riprendere a giocare, pallone per Osian, ancora Ruffine a Square, c'è l'appoggio di Dall'Onder, lo trova a Square, Ruffine con l'esterno per Osian, la tiene in campo Anzino, pallone fuori in rimessa laterale. Con la possibilità di Dudu Costa di rimettere il pallone in gioco. Eccolo qui Alba dalla parte opposta, torna indietro da Urio, ma a servire Mazzon, intervento di Ruffine, ancora da dietro, pulito sul pallone, chiudere in fallo laterale il pivot ospite. Urio cerca ad arretrare per trovare spazio, si va ancora da Tim, Dall'Onder va in pressione sul portiere Padova, che resta però ancora nella sua metà campo, prova in qualche modo a spezzare la pressione il Padova. Alba, Son l'indietro, ancora Alba, la pressione di Ruffine, poi ancora Alba contro Osian, ancora Alba, alla fine costretto a mettere fuori il pallone, pressione forte del Città di Sesto per impedire di ragionare alla capolista. Osian in mezzo, forte, attenzione a Ruffine, ma c'è il fallo in attacco di Dall'Onder che si lamenta, fallo su Urio, mentre fa il suo ingresso in campo nuovamente Del Pizzo per far rifiattare Dudu Costa, autore del gol dell'1-0. Alba contro Osian, poi alla fine qui c'è un bel dribbling da parte di Masson, arriva però fretta la chiusura da parte di Dall'Onder dopo che il numero 10 del Padova aveva superato Ruffine. Pallone indietro per Urio, Zanatta con il piede si oppone alla conclusione da fuori del centrale italo-brasiliano. Pallone alla fine indietro da Tim che avanza, prende campo, una sorta di portiere in movimento, attenzione a Tim Zanatta a dire di no. Un gol per Tim in questo campionato, dimostrato di avere piedi per poter fare questo lavoro. Mazzon riceve, poi si torna indietro da Urio, l'imbucata per Mazzon, ma c'è Zanatta. Ruffine prova il dribbling, la tiene in campo, poi a chiudere Del Pizzo, pallone alto, Zanatta può rimettere ora in gioco dove c'è Square, imbucata centrale per Dall'Onder, indietro per Square, Osian contro Alba, 1 contro 1, va dall'altra parte, meno pensa di scaricare su Ruffine, poi in realtà prende il centro per tirare. Conclusione però ribattuta in fallo laterale, si può riprendere a giocare col pallone che adesso viene sistemato da Ruffine. Osian, Ruffine, Osian Dall'Onder, Ruffine pensa un attimo a innescare a Square, poi si torna da Dall'Onder che prova a prendere campo con la sua fisicità, non ci riesce. Osian accoppiato con Alba in questo 1 contro 1, Osian se ne va sul sinistro, viene però murato in rimessa laterale, si dispera qui Osian, deve essere una grande chance per lui, che poi dovrebbe rimettere in gioco il pallone se non fosse che l'arbitro fischia prima per impedire questa serie di contatti tra Del Pizzo e Dall'Onder che precedentemente sono costati il fallo in attacco a Dall'Onder, secondo fallo di questo secondo tempo contro il Città di Sesto, mentre qui a Square vuole la conclusione direttamente in porta. Square poi il tocco all'indietro, pressato, disturbato da Alba, palla che termina in calcio d'angolo tra le proteste di Zanatta, può risistemare la
in difesa la formazione di casa, così come in attacco con Del Pizzo. La batte lui questo calcio d'angolo corto per Urio, ancora Del Pizzo la lascia lì, alla fine la regala di fatto al Sestu, che può adesso partire già dalla parte opposta. Ruffine, Ozian contro Del Pizzo, prova a scambiare con Ruffine, eccolo qui, prova a sfruttare il blocco Ozian, 3 falso, ritorna in campo Ruggiu. Ruggiu che però deve essere il cambio fatto correttamente. Ruggiu deve entrare in campo e poi riuscire per battere la rimessa laterale, è questo che prevede il regolamento. Arbitri Pignoli fanno fare l'intera procedura a Ruggiu, che poi può finalmente battere questa rimessa laterale lunga per Ruffine che non controlla. Arteiro, Del Pizzo può andare ancora dal suo pivot, la pressione di Ruggiu, poi lo scambio alla fine Zanatta con le mani, possibilità di contropiede per Dall'Onder che va da Ruffine, ce l'ha sul sinistro ma gli resta piantata lì la palla, alla fine deve lottare contro la difesa schierata. Arteiro si lamenta, la rimessa laterale è per il Città di Sesto, voleva un fallo Arteiro, attenzione al tiro di Luca Ruggiu, riesce a metterci il corpo Urio, anche a tenerla in campo, non trova però la deviazione di Ruggiu, mentre viene ripreso qui Felipe Arteiro, ex Elmas tra le altre. L'anno scorso a Milano 6 gol per lui in questo campionato. Ruffine sul punto di battuta per Ruggiu, la palla che resta lì. Ozian, Ruffine, Ozian pressato da Arteiro, no, riesce in qualche modo a scaricare su Dall'Onder, se ne va poi da solo contro tutta la difesa, c'è un fischio, probabilmente viene anche dato il fallo cumulativo, infatti è così, favore del Città di Sesto, ma non sarà calcio d'angolo, anzi sì, ultimo tocco stato di un giocatore del Padova. Sono andati a contrastare in ogni modo Dall'Onder che si era liberato molto bene lì sulla fascia sinistra, subendo anche un fallo che è stato poi accumulato in questo momento. Ruffine prova a sfruttare i blocchi Ozian, tiro che termina altissimo, colpisce il soffitto, si riprenderà dunque quindi con una rimessa laterale Del Pizzo per Tim. Con i piedi il portiere del Padova, Ruffine in anticipo, pallone che esce fuori. Continua a girare palla il Padova, Ruffine qui in anticipo, pallone ancora sul soffitto, ancora rimessa laterale per il Padova da zona decisamente più avanzata. Del Pizzo, il pallone lungo per Costa, colpisce al volo di controbalzo, palla però non può impensierire Zanatta. Ganzetti controlla molto bene con il petto, la mette giù, prova a proteggerla, poi scarica per Ozian contro Dudu Costa. Ozian va sul sinistro, chiudergli il destro c'era Cividini. Pallone poi murato, attenzione ad Asquer, murato anche lui da Arteiro, palla in rimessa laterale. Ozian che batte ora in questo momento per Asquer, poi nuovamente lo sloveno, attenzione al possibile 1-2 Ozian, eccolo qui, va da Asquer, deve uscire Tim, subito accerchiato il portiere e poi mette il pallone fuori. Trovato un'altra uscita l'italo brasiliano, non fortunata. Ozian, Square nuovamente per Ozian che va tentato di tagliare, poi è tornato indietro per garantire un appoggio. Ruggiu, Ozian, Ruggiu di prima per Ganzetti, non passa il pallone, Arteiro all'indietro per Tim,
Padova adesso può andare lungo, Zanatta la chiama con le mani per Ganzetti. Con molta calma il Città di Sesto, Nomura chiama i suoi, ma qui c'è un raddoppio ai limiti del regolamento. Infatti viene fischiato il fallo contro Osian, secondo fallo della partita, o meglio del secondo tempo contro il Padova. 2-2 il conto dei falli. 1-1 invece, sempre bloccato il punteggio qui al Paladante di Sesto, con Ruggio che nel primo tempo ha risposto al vantaggio di Dudu Costa. 13 minuti e 5 secondi da giocare prima del suono della sirena. Ruggio per Asquer, non può arrivare su questo pallone. Team, la pressione di Ganzetti, poi Vitale contro Ruggio. Ultimo tocco del numero 12 degli ospiti. Ruggio, Osian contro Alba, attenzione, la palla per Ganzetti che si può girare, torna indietro da Asquer, palla altissima. Tentativo di Gigi Asquer dalla distanza, si accampo, non ci pensa due volte a calciare in porta. Volta non ha trovato lo specchio. Vitale del Pizzo, qui trova Costa, poi la lascia lì per Vitale, può scambiare ancora il suo capitano, arriva però forte Luca Ruggio. Alla fine l'ultimo tocco è ancora di Andrea Vitale. Ruggio la lascia per Square, Zanatta con i piedi va da Ganzetti del Pizzo, qui riesce ad anticiparlo, a rubargli palla, poi tornare indietro da Tim. Ancora un lancio lungo stavolta però molto buono per Alba, controlla con il petto lo spagnolo, la mette lì per Vitale del Pizzo. Attenzione al movimento di Dudu Costa, eccolo qui servito il capitano. Osian però lo chiude molto bene in rimessa laterale. Dudu Costa a battere la rimessa, mentre Urio ha preso il posto di Del Pizzo. Vitale prova ad andarsene a Ruggio, pallone però lungo, quello del numero 12, tentativo di dribbling e alla fine rimessa laterale già battuta da Osian. Scambia con Ruggio, poi Asquer appoggia ancora per Osian. Ganzetti la tiene lì, Urio gliela porta via, poi Alba, attenzione alla serie di finte, ancora Alba fermato da Asquer. Fine rimessa laterale sul pallone, sempre Edoardo Dudu Costa, reduce da una doppietta, quella contro il Mantova del turno precedente, trovato il gol anche oggi, quello del vantaggio. Esce nel frattempo Team Alba, prova a crearsi lo spazio per il tiro, tutto regolare. Zanatta può andare da Ganzetti, attenzione Ganzetti, palla alta, grossa chance, attenzione Ganzetti, però pallone è uscito. Ganzetti ha perso la scarpa, gli arbitri fischiano per permettere di risistemarselo, ma Ganzetti torna in panchina lasciando il posto ad Allonder. Grande chance ancora per Ganzetti, si è mosso molto bene in diverse occasioni, ha avuto diverse chance per replicare la rete dell'andata, non c'è però riuscito. Solo Ruggio è riuscito a battere Team con il suo 14° gol in campionato. Vitale a ricevere da questa rimessa con le mani di Team, poi scambia ancora il Padova ai limiti della propria area. Alla fine Vitale cerca una palla in verticale che Dudu Costa non può raggiungere. Alla fine rimessa con le mani per Zanatta, lungo per il connazionale Dall'Onder che non controlla ma poi la tiene lì anche dopo il tentativo di Dudu Costa. Poi Dall'Onder fermato stavolta sì fallosamente
Terzo fallo contro il Padova. Attenzione a questo punto anche al conto dei falli. Una partita del genere possono diventare determinanti, che se siamo le due squadre sono lontane dalla zona bonus. 2 falli del Sesto, 3 quelli del Padova. Mancano 10 minuti e 58 secondi alla fine della partita. Un'eternità. Dall'Onder controlla, riceve, si gira con il sinistro, la palla che poi arriva a Ruffine, cerca l'imboccata per Osian, il pallone del brasiliano non passa. Osian a square per Ruffine, palla troppo lunga per Asquer che si scusa con il compagno. Tim con le mani può rimettere Dudu Costa. Il pallone corto, Cividini a lottare contro Asquer, pallone che poi viene controllato da Zanatta, se la porta dentro la propria area e poi con le mani va da Dall'Onder che fa la sponda per nessuno. Tim imita Zanatta e poi con le mani a sua volta da Cividini, la palla per Costa in scivolata dall'Onder. Intervento difensivo importantissimo su Dudu Costa, che ha ricevuto la suolata di Cividini, è rimasto a terra dolorante Dudu Costa. Dall'Onder ha colpito il pallone, poi probabilmente nel movimento non ha impattato solamente quello. Il fatto che calcio d'angolo per il Padova, resta a terra dolorante il capitano della capolista. Pure mediche in corso per Edoardo Dudu Costa, tra le brasiliane classe 87. L'anno scorso ha giocato in Serie A con il Caos, che quest'anno sta trascinando di fatto il Padova alla promozione. 24 gol prima di segnare anche oggi, replicare con quindi la sua 25esima rete. Deve uscire dopo le cure mediche. Dudu Costa, suo opposto Felipe Arteiro, che di promozioni se ne intende, visto che l'anno scorso era il Civitella promosso in Serie A e quest'anno sta provando a replicare con il Petrarca Padova. Sembra tutto pronto per poter riprendere a giocare qui al Paladante di Sesto. 10 minuti e 20 sul cronometro. 1-1 il punteggio. Calcio d'angolo per il Sesto, battuto corto per Alba, controllo non perfetto dello spagnolo, che infatti torna indietro da Tim. Poi imbucata centrale, attenzione a Cividini, murato qui da Square, poi Zanatta vuole evitare il calcio d'angolo, sarà solo rimessa laterale con Arteiro sul pallone. Tocco all'indietro per Urio, già ricevuto qui Cividini, che prova a scambiare con Alba, pallone in rimessa laterale però ancora per il Padova. 10 minuti esatti alla fine di questa partita, di questo penultimo turno del campionato di Serie A2 girone A. Tim controllare a portare il pallone nella metà campo del Sesto, una sorta di portiere in movimento abbastanza statico. La situazione c'è riproposta, poi accelera il tiro salvato sulla linea da Ruffine. Il tentativo di Urio, poi restano a terra sia Asquer che Cividini. L'arbitro dice a entrambi di rialzarsi. È stato precedentemente però il salvataggio sulla linea praticamente di Ruffine, importantissimo per permettere a Zanatta di non subire il gol del 2-1. Osian, Ruffine può riprendere a giocare subito, palla lunga ancora Tim ad uscire con i piedi. Il sinistro non è educato quanto il destro, almeno sembrerebbe, da questo tentativo di Tim, che termina direttamente in rimessa laterale.
rimessa laterale ovviamente già battuta dal Città di Sesto con Asquer, Ruffine che provano ad uscire dalla pressione del Padova. Qui Osian raddoppiato anche da Cividini oltre che da Arteiro, e se invece c'è campo per Osian che può portare la palla fino alla linea di metà campo. Poi il Sesto che fa girare palla, eccolo qui nuovamente Osian contro Arteiro. Osian prova a sfruttare il movimento dei compagni, alla fine finisce per perdere il pallone. Rimessa laterale, si lamenta ancora Arteiro, fa vedere la scarpa che gli è uscita. E qui poi l'italo brasiliano deve lasciare campo al capitano Dudu Costa, che è riuscito dopo un intervento in scivolata di Dall'Onder, aveva di fatto salvato anche lui la propria porta. Sembra ancora dolorante il capitano. Ruggio chiama lo schema per questa rimessa laterale, battuta, eccolo qui il tentativo di Ruffine, poi cercare proprio Ruggio. Attenzione al tacco con la palla che passa per Dudu Costa da parte di Cividini. Pallone però in rimessa laterale è per il Città di Sesto, ancora per il Sesto, la posizione decisamente più arretrata. Osian riceve al limite della propria area, poi l'imbucata centrale per Dall'Onder che protegge Ruffine. Osian 1 contro 1 con Cividini per lo sloveno, arriva Ruggio a fintare un blocco, poi ancora Osian in qualche modo per Dall'Onder con il sinistro. Dall'Onder, la palla che non passa, Costa, Ruggio, fallo contro Luca Ruggio, e poi il tiro che viene ribattuto, ma c'era stato prima il fallo fischiato contro Ruggio. I fischi del paladante di Sesto che evidentemente non approvano questa decisione, parte dei due arbitri, ricordiamo Daniele Intoppa di Roma 2 e Luca Rosciarelli di Orvieto. 3-3 il conto dei falli con 8 minuti e 20 secondi da giocare. 1-1, bloccato il punteggio sempre dal primo tempo. Ruffine a dare pressione, poi arriva anche Ruggio che deve stare però attento a non commettere il quarto fallo di squadra nel giro di pochi secondi. Alla fine sbaglia tutto il Padova, regala rimessa laterale già battuta da Osian, la restituisce Dall'Onder, tiro rimpallato facile per Tim che con le mani può andare dall'altra parte. Ruggio di testa a chiudere in rimessa laterale. Soffre il Padova con Costa adesso che prova a sfondare sulla destra, poi con la suola riesce a servire Del Pizzo. Urio Del Pizzo con il mancino per Costa. Dall'Onder a chiudere il capitano del Padova che riceve nuovamente, anzi no, la lascia passare per Del Pizzo, poi il pallone per Urio, poi alla fine Dall'Onder la palla che non esce e quindi il Sesto con Zanata che predica calma gli dà retta a Ruffine, meno sembrerebbe, poi va a lungo da Luca Ruggio, il tunnel di Ruggio, Urio lo ferma con il corpo, tutto regolare, ancora Urio con la palla che continua a girare pericolosamente nell'area del Padova, e alla fine costretto ad allontanare Del Pizzo. Nuovamente in campo Vitale a dare pressione al Città di Sesto nella sua metà campo, c'è tanto spazio per Dall'Onder che riceve, subisce il fallo da parte di Del Pizzo, e attenzione perché viene anche ammonito Marcos Del Pizzo dopo Osian, secondo cartellino giallo di questa partita, ed è il quarto fallo invece per il Padova. Ruffine sul pallone, insieme a Luca Ruggio, mentre viene pulita la zona del parquet dove è caduto Dall'Onder, preziosissimo come sempre il pivot del Città di Sesto a ricevere spalle alla porta e a subire falli come in questa occasione.
si può riprendere a giocare. Viene sistemato il conto dei falli, una verifica perlomeno tra gli arbitri e il cronometrista Leonardo Spano di Olbia. 4-3 per i falli in sfavore del Padova. Intanto Ruggiu direttamente in porta, Tim a dire di no, mentre vengono ancora ripresi Del Pizzo e Dall'Onder, protagonisti a inizio del secondo tempo di un contatto che ha poi scaturito il fallo in attacco di Dall'Onder. Osian per Ruffine con il sinistro, palla di poco alta sopra la traversa, parte di Eder Ruffine, capitano del Città di Sesto. Attenzione a questa palla lunga dall'altra parte, Arteiro non controlla, fa segno ok al suo portiere Zanatta. Dall'altra parte con le mani c'è Osian a dare l'appoggio corto, poi Dall'Onder riceve il pallone per Ruffine, c'è Ruggiu con il sinistro, prova il tocco in parallela per Osian, la palla che però esce fuori, rimessa laterale. 6 minuti e 43 da giocare. Tim, lancio lungo, troppo lungo per Vitale, parte del portiere. Zanatta con il sinistro, palla per Dall'Onder che imita il suo collega di reparto avversario, palla irraggiungibile per il suo pivot, lancio lungo, attenzione perché è caduto Ruffine correndo all'indietro, lo salva però Zanatta con un'uscita per anticipare Alba. Da risistemare adesso il pallone prima che il parquet venga nuovamente pulito, punto proprio in cui è scivolato Ruffine, lamentava proprio questo nell'azione in cui si è perso di fatto poi Alba, marcatura. C'è il fischio dell'arbitro, si può riprendere a giocare Del Pizzo. Dudu Costa, pallone per Alba, ancora Dudu Costa. Del Pizzo, l'anticipo forte da parte di Ruffine, ma il pallone che resta lì, attenzione a Ruffine su Del Pizzo, impressione alta. Urio, scambiano ancora i due. Dudu Costa, pallone lungo, lunghissimo che termina in rimessa per Zanatta con le mani per Dall'Onder che viene incontro, controlla, va a servire Ruggiu. Osian dall'altra parte, spalle alla porta, pressione di Alba, costretto a tornare da Ruggiu, ancora Ruffine, alla fine costretto ad andare da Osian. Attenzione ai contatti, Dall'Onder, Ruggiu, Ruffine, Dall'Onder con il tacco per Ruggiu che può andare con il sinistro, murato però da Fabrizio Urio. Può riprendere con Ruffine per Dall'Onder che riceve in aria, si gira e poi alla fine la conclusione respinta da Del Pizzo. Osian sul punto di battuta, attenzione perché arriva Ruggiu, ma prima deve essere rispettata la distanza, 5 metri. Attenzione a Osian per Ruggiu, tiro rimpallato, possibilità di contropiede per Alba, c'è Ruffine sicuro come sempre. Attenzione a Dall'Onder che può prendere il centro, viene però chiuso ancora Dall'Onder, commette fallo, tentativo di passare sui due avversari ed è 4-4 anche il conto dei falli, tutto in parità in questa partita quando mancano 5 minuti e 20 secondi alla fine dell'incontro. Big match del penultimo turno del girone di Serie A2, può valere tanto in ottica promozione playoff. Attenzione ad Osian che se ne può andare praticamente da solo, ancora lo sloveno. Osian contro due, la palla che gli resta lì e poi alla fine rimessa dal fondo per Tim con Alba che ha già ricevuto.
la può portare al limite della sua metà campo. E ancora Alba, tocca all'indietro per Urio, servito ancora il numero 9, poi Alba, fatto il suo ritorno in campo Cividini, pivot di riferimento, eccolo qui il brasiliano Dudu Costa. Alba contro Ruggio, porta palla allo spagnolo, ancora Alba, costretto a tornare all'indietro da Urio perché non c'è spazio. Dudu Costa, il pallone in avanti per Cividini, poi eccolo qui il tocco all'indietro per Costa e poi Alba. C'è spazio per un eventuale 1 contro 1 dello spagnolo, se ne va Alba, il pallone in mezzo con il tacco, Cividini, il pallone che resta lì, Dudu Costa, il Padova torna avanti a 4:15 dalla fine, la doppietta di Dudu Costa che può valere la Serie A per il Padova, torna avanti, abbracci dei compagni per un gol che può davvero voler dire tanto. E time out per mister Mario Mura, con 4 minuti e 15 dalla fine, tutto da rifare per ritornare in parità. Abbracci per il Padova che è distante 4 minuti e 15 secondi dalla Serie A. Piccola pausa per noi. Si può tornare a giocare subito, portiere di movimento per Mario Mura e per il Città di Sesto che devono recuperare lo svantaggio di 2-1. Tanto dagli altri campi arriva il finale di Mantova-Villorba, 6-2 per il Mantova. Questo vuol dire che il Padova deve vincere per salire in Serie A. In questo momento lo sta facendo grazie alla doppietta di Dudu Costa che ha riportato avanti il Padova. Si torna a giocare, portiere di movimento per il Città di Sesto con il Padova, lascia girare, difende a zona con 1-2-1. Sembra questa la scelta di Luca Giambolo, la scelta difensiva, mentre il Sesto avanza, fa girare palla Ruffine, Ruggio chiude il passaggio Dudu Costa per Osian, ancora Ruffine dall'Onder, Ruffine, scambiano i due brasiliani sulla banda destra, poi Ruggio, si può andare da Osian dall'altra parte, ancora lo sloveno Ruggio, Ruffine con il sinistro, la palla per Ganzetti, Tim, che occasione per Ganzetti, Tim costretto a mettere il pallone in rimessa laterale. Dopo il contatto con Ganzetti, ancora una chance per Andrea Ganzetti. Portiere brasiliano resta a terra. 3 minuti e 18 da giocare. Devono arrivare i medici a soccorrere, il medico a soccorrere il portiere del Padova. Dolorante dopo questo contatto con Ganzetti, ha funzionato portiere di movimento per il Sesto, con Ruffine che aveva trovato una bella imbucata proprio per il pivot in maglia numero 92, non abbastanza reattivo però per punire. Carlos Tim si è buttato e ha salvato la propria porta. 3 minuti e 18 ancora di attesa, si riscalda anche Francesco Lobuglio, secondo portiere classe 1994 per il Padova, mi sa che sarà costretto ad entrare Lobuglio, che
Team esce, torna in panchina. Vediamo se riuscirà a proseguire il numero 18. Che si è tolto uno delle due gomitiere. Ancora dolorante, fa vedere i segni. Inizia anche a rumoreggiare il paladante di Sesto. Deve intervenire il medico sociale del Sesto, Claudio Lussu, per vedere le condizioni del portiere dolorante. Ancora prosegue l'attesa, ovviamente, per capire. No, mi sa che Lobuglio sarà costretto ad entrare. Lasti continua ad essere avanti per 4-3. Con questo punteggio sorpasserebbe sia il Sesto che l'84, portandosi al terzo posto. Si può tornare a giocare, Team resta in campo. 3 minuti e 16 di gioco. Un Team che rimette ora il pallone che però non è uscito dall'area. Team allora va lungo, Zanatta con le mani. Osian. Esce Zanatta, torna il portiere in movimento, torna Del Ruffine dall'Onder a portare il pallone nella metà campo del Sesto. Ruffine, attenzione, Osian con il tacco ancora per Ganzetti, che stavolta non arriva. Ancora Ganzetti che vuole l'angolo, ma il rinvio dal fondo per Timmer. È tornato in campo Zanatta, chiama il pallone, non preciso il controllo di Dudu Costa. Attenzione qui dall'Onder che lotta. Poi ancora su qui Alexander Dall'Onder contro 2 con il tacco, con un gran numero. Ruggiu permette a Ruffine di far nuovamente ritorno in campo. Ancora 5 contro 4. Osian con il sinistro, Murato, ancora Osian, attenzione, la palla per Ruffine con il sinistro, alta, grande chance per Ruffine, attenzione però alla Costa, Ruggiu la intercetta, la palla che resta lì, Osian in qualche modo, Ganzetti, possibilità di 1 contro 1 per il numero 92 che poi alla fine deve fermarsi, tornare da Luca Ruggiu, attenzione perché c'è spazio, fa girare Ruggiu, nuovamente trovato da Osian, poi Ruffine dall'altra parte, dall'Onder, Ruggiu, Osian, eccola qui per Ruffine che la lascia passare per dall'Onder, 1 minuto e 56, dentro Vitale per far rifiatare Dudu Costa. Arteiro sul pallone per Team con il destro, eccolo qui il pallone per Urio, fermato per in rimessa laterale, 1 minuto e 50 al termine di questa partita. Padova sempre avanti, 2-1. Arteiro per Del Pizzo, poi ancora Urio, Vitale da Team di prima, Ganzetti in anticipo su Del Pizzo, Ruggiu, ancora portiere di movimento per il Città di Sesto, 1 minuto e mezzo a disposizione, fuori anche Ganzetti. E dunque si risistema con Asquer, Ruggiu, Osian dall'Onder, ovviamente Ruffine come portiere di movimento. Il Città di Sesto sempre 1-2-1 per il Padova in difesa. Attenzione qui, doppio tocco, palla che arriva dall'altra parte ad Asquer, gira il Città di Sesto su questo portiere di movimento, il pallone dall'altra parte non preciso da parte di Asquer. 1 minuto e 05. Alba in campo. Padova che può rimettere in gioco il pallone.
Urio, Tim con il sinistro, Osian lo recupera, attenzione a Square, vuole tornare da Osian, attenzione Zanata stava andando a fare il cambio, deve tornare in porta, poi il raddoppio, palla persa da parte del Pizzo, adesso sì che può entrare Ruffine, ultimi 50 secondi, Ruggiu, Ruffine, a Square, ancora Ruffine, a Square la lascia passare per Dall'Onder, poi palla per Ruffine che ha preso campo, attenzione, la porta è vuota e la palla è dentro, ha segnato Alba 3-1 e il Padova ad un passo dalla Serie A con questo gol del 3-1 da parte di Alba. Abbracci nella panchina di Luca Giampaolo perché mancano 32 secondi, il Padova è avanti 3-1, Alba festeggia, 32 secondi ancora da giocare, 3-1. Riprende con il calcio d'inizio, ancora portiere in movimento per Mario Mura. Attenzione Osian, Ruggiu, Ruffine, a palla per Square che colpisce in pieno volto Fabrizio Urio che resta a terra. Proteste ancora da parte del Sestu. Questo gioco continuamente spezzettato. 24 secondi. Si può tornare a giocare, 24 secondi. A Square sul pallone. Ruggiu, Ruffine, Osian. 1 contro 1, Osian, tiro fuori. Osian, palla per a Square, poi Ruggiu, doppietta per Luca Ruggiu, la riapre a 15 secondi dalla fine. Città di Sestu non muore mai, ancora 15 secondi di sofferenza per il Petrarca Padova. Attenzione che il calcio a 5, 15 secondi, tutto è ancora possibile, sono pochi. Attenzione, pallone allontanato, rimessa laterale, attenzione, 9 secondi per il Città di Sestu, vuole testa, vuole calma il Padova, ma il Sestu ha 9 secondi per trovare il gol del pareggio. Ruffine, Tim, 4 secondi a disposizione del Sestu per trovare il pari. Osian, 4 secondi di sofferenza, Osian il pallone in mezzo, 3 secondi, Ruggiu. Con molta calma, Ruffine, ultimo tentativo, rimpallato, è finita, il Padova dopo 16 anni torna in Serie A, 3-2 qui al Paladante di Sestu, la doppietta di Costa, il gol del 3-1 di Alba, probabilmente decisivo, poi Luca Ruggiu, autore del gol del 3-2 e anche del 3-1, nell'1-1 il primo tempo e del 3-2 a 15 secondi alla fine, che voleva regalare una speranza. C'è grande festa ovviamente perché il Padova è reduce da un salto triplo, ha vinto la C1 nel 2016-2017, la B nel 17-18 e oggi vince il campionato di Serie A2 e 16 anni dopo torna in Serie A. Qui al Paladante di Sestu da Roberto Carta per Directa Sport è tutto, ricordiamo ancora il punteggio: Città di Sestu 2, Petrarca Padova 3. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.